Non me la trovo. Immaginiamo. Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta da Letojanni, vi trasmetteremo la prima giornata di campionato nazionale Serie B Girone H, dove la Savam Costruzione Volley Letojanni affronterà la Pallavolo Jolly 5 Frondi. Ecco le squadre ai saluti dal palazzetto Letterio Barca di Letojanni, siamo pronti. La Jolly, dopo la scorsa stagione dominata in Serie C, è pronta a tornare in un campionato nazionale in Serie B. Qui con me al commento, come sempre, ben trovato Renato. Buonasera, buonasera a tutti. Ripartiamo con Annalisa alla regia. Questo è un esperimento che stiamo facendo con una telecamera diversa rispetto al solito. Vediamo come andrà, e questa è la prima volta che la usiamo. Una Jolly giovanissima, confermati quasi tutti dell'anno scorso. Come sempre anche innesti di esperienza, Luciano Mille, Francesco Pugliatti, assieme agli altri giovani protagonisti della scorsa stagione in Serie C. Il più giovane, classe 2003, Antonio Melara, centrale. Lo scorso anno per lui il primo campionato in Serie C, quest'anno si trova confermato in Serie B. Alla guida della Jolly, come lo scorso anno, Giacomo Tomasello. Arbitri della serata: primo arbitro Lentini Gianmarco, secondo arbitro Denis Galletti. Jolly 5 Frondi che scende in campo con Marco Pugliatti in cabina di regia, il fratello schiacciatore Francesco Pugliatti con il numero 13, poi il numero 9 Fabio Remo, altro posto 4, poi Luciano Mille, l'opposto della Jolly, con il numero 11, il numero 19 l'Orlando Furioso, Giuseppe Orlando, centrale proveniente da Cetraro, confermato anche lui. L'altro centrale, il numero 1 Stefano Diana, e lo Scugnizzu di Siderno. Santa Croce come secondo libero titolare Simone Puntorieri. Tra l'altro la Jolly nel suo roster ha anche un terzo libero che oggi è libero qua in tribuna, Luca Meleca, ma per regolamento non ci possono essere 3 liberi in squadra. Formazione dei padroni di casa: Peppe Boscaini, un ex della Jolly. Numero 4 Torre, lo schiacciatore. Numero 5 il palleggiatore capitano Schifilliti. Numero 6 Saraceno, opposto. Il libero Cavalli, che abbiamo già visto e incontrato, ricordo di Cavalli. Numero 8 D'Andrea. Ci mancava D'Andrea. Centrale. Osservato speciale il numero 6 Saraceno, l'opposto. Te lo ricordi a Cavalli perché Perché a Modica. Perché ha giocato a Modica. In campo scalpitava. Abbiamo la panchina della Jolly davanti a noi. E partirà la Jolly in battuta con il numero 1 Stefano Diana. Partirà quindi con il centrale, il 5 Frondi, al servizio.
Pronto Diana al servizio, dall'altra parte. Buona la ricezione del Letojanni. Muro della Jolly però tocca la rete. Ed è subito primo punto di questo campionato del Letojanni. Marco Pugliatti in cabina di regia per la Jolly dopo un infortunio al braccio. Servizio di Boscaini dall'altra parte, arriva Pugliatti su questo pallone, free ball quindi per Letojanni. La smista all'indietro, l'alzatore del Letojanni, buona la ricezione della Jolly. Peppe Boscaini, recupero a fondo campo di Pugliatti. Primo punto di Fabiolino Remo. Carichissimi i giocatori della Jolly nell'abbraccio, vogliono dimostrare il meglio dopo le amichevoli disputate precampionato. Debutta nella Jolly Luciano Mille, la formazione infatti l'abbiamo chiamata il 1000 e i 5, quindi i 1500. Spin per Luciano Mille. Aldo chiudi l'audio. Ora Jolly, ci arriva di nuovo Ciccio Pugliatti, non ci arriva poi Puntorieri. Chiaro. Due a 1 quindi per la formazione di casa. Non vediamo i numeri dall'altra parte del campo. Mi ha schiacciato. Pugliatti verso Remo, buona la copertura del Letojanni, costretta alla free ball poi Pugliatti, stavolta all'indietro per Luciano Mille, spreca tutto nonostante il muro in ritardo della squadra avversaria. E quindi terzo punto per Letojanni, 3 a 1. Al servizio il numero 7 Arena. Riceve Pugliatti Francesco, per l'altro Pugliatti Marco, il muro vincente di Saraceno. Ed è adesso il quarto punto per il Letojanni. Davanti a noi Luciano Mille in posto 1 al servizio. Flotto Luciano Mille, muro Murato del numero 4 Torre. Monster block, c'è una corazzata lì davanti, difficile passare Renato, una squadra molto attrezzata quella delle Letojanni. Sì, è la squadra favorita del torneo con fior di professionisti contro la nostra piccola squadra. L'età media più giovane sicuramente del campionato, quella della Jolly, è la squadra che assieme l'anno alla scorso ci ha Tornocallipo fatto vincere il campionato di Serie C. Sono stati confermati quasi in toto, ci sono degli innesti interessanti. Unico di esperienza è proprio Luciano Mille, proveniente dal Cosenza. Arena ancora al servizio sul 5-1 per il Letojanni dopo il time out della Jolly. Tocca il nastro il servizio di Arena, non ci arriva Peppe Orlando. Settimo punto per Letojanni. Sesto punto. 6-1. C'è il segnapunti che va avanti, indietro, torna. Quindi si asciuga il campo della Jolly. Salutiamo ovviamente tutti gli spettatori che ci stanno seguendo a casa, anche quelli che non ci stanno seguendo, dai. O che magari si riguarderanno la diretta dopo. Arena al servizio ancora su Ciccio Pugliatti che la prende. Fabiolino Remo, tocco e sbuccia la palla Boscaini e Fabio Remo per la Jolly ottiene il secondo punto. La formazione ospite dialoga il mister Tomasello con proprio Fabio Remo, autore dell'ultimo punto. Pallone corto. Boscaini. Il muro di Pugliatti,
ci arriva Remo, puntorieri, Bagher rovesciato e poi l'altro Pugliatti a rimandare di là. Primo tempo Attacco centrale del molto numero buono. 8 D'Andrea, porta 7-2. Servizio di Saraceno, poi il punto della Jolly, palla in 7-3. Centrale della Jolly al servizio Peppe Orlando, salutiamo ovviamente il suo papà Albano che ci sta seguendo. Peppe Orlando al servizio, pallone teso, ricevuto bene, la schiacciata del numero 4 del Letojanni, Torre. Non ci sono arrivati i giocatori della Jolly. Ottavo punto per il volley Letojanni. Di nuovo sul nastro la schiacciata, poi la schiacciata vincente di Francesco Pugliatti, pallone che tocca il soffitto. Quarto punto della Jolly, +1 adesso per la formazione di mister Tomasello. Marco Pugliatti al servizio, pallone ricevuto benissimo, primo tempo veloce, molto veloce del Letojanni. Bravo Schifilliti a cercare il suo centrale. D'Andrea, (9-4) il punteggio. D'Andrea al servizio. Ciccio Pugliatti, proprio verso lui il pallone. Il muro della Letojanni non era chiuso. Boscaini e il numero 7 Arena hanno lasciato un varco a Francesco che ha bucato. Intesa tra fratelli, riceve Francesco Pugliatti, alza Marco Pugliatti, di nuovo per il fratello, buona la sua schiacciata. 9-5. Servizio di Pugliatti, lo schiacciatore, spin per lui, molto forte, pallone in. Ace di Francesco. Bello questo servizio di Francesco Pugliatti, con una faccia cattivissima. Sì, lunga, lasciata sfilare dal Letojanni, palla che finisce sulla riga di fondo campo. 9-6. Poco visibile da questa parte. Ancora Pugliatti, Ci riprova, si distende il libero Cavalli. pallone Remo, è stato per Remo, Murato Remo. Con la Pugliatti. proposta 1000 che Fein. passa. Ottima la gestione di Marco Pugliatti. Sì, ha distribuito a entrambi, sia in posto 2 che posto 4. 9-7. Bravo 1000 su questa schiacciata. Sì, è una schiacciata a 1000, come si chiama questo tipo in gergo. Capitano Schifilliti che chiama formazione. Dicevamo Peppe Boscaini, l'ex di questa partita nelle file del Letojanni, ed è stato anche il mio allenatore nelle giovanili. 9-7, Francesco Pugliatti al servizio, stavolta si ferma sulla rete e allunga di 3 il Letojanni. 10-7. +1 Letojanni, Schifilliti al servizio. Io ho perso il Plot filo. per lui su Francesco Pugliatti, attacco centrale di Stefano Diana, è in e si riporta a -2 la Jolly Cinquefrondi. Stefano Diana al servizio, quindi il libero puntorieri che lascia spazio a Peppe Orlando in avanti. E lo stesso Diana ora al servizio.
teso il suo servizio. Schivilliti. Saraceno. Ed è... Out. A me è sembrato Out. in. Tocco del muro secondo l'arbitro. Conferma mister Tomasello. (11-8). Al servizio Peppe Boscaini. Pallone sempre su Francesco Bugliatti, preso di mira. Eccolo Peppe Orlando. trova un'ottima intesa con Marco Bugliatti. Buono questo primo tempo. 11-9. Luciano 1000 al servizio. 1005. Spin È per lunga. lui, troppo lunga, sì. Ha caricato tantissimo Luciano 1000 questo servizio. E pallone che è andato out. 13-9. 12-9. 12-9 il punteggio. Ora il filo non l'ho perso, ma prima mi sa che c'è stato qualche cosa che non andava. Arena al servizio. Oh! 1000 non si trova. Non si trova, era senza muro e passa Saraceno tra le mani. Non è riuscito Mille a concretizzare questa palla servito senza muro. Chi era Saraceno al solito? Il capellone, sei invidioso dei suoi capelli? 13-9. Servizio Arena. Riceveremo Bugliatti. È una doppia. Doppia di Marco Bugliatti. Quattordicesimo punto del Letojanni, sempre al servizio con Arena. Pallone Sempre teso su su Francesco Bugliatti. Pugliatti. Remo Murato. Sempre Saraceno. Mamma mia. Un monster block. Un muro incredibile. 15-9. Jolly che ha già chiamato un time out.